Il Ministero della Salute oggi ha pubblicato, le zone rosse, il bollettino rosso dove oggi ci sarà. Oggi c'è bollino rosso a Firenze, Perugia e Rieti, tutte città da bollino rosso, cioè livello di allerta 3, cioè che sarebbe il più alto in effetti. Domani invece toccherà a Campobasso, Frosinone e Perugia, bollino rosso. Sempre oggi invece arancione, cioè di tipo 2, allerta 2, Latina, Frosinone e Campobasso. Quindi diciamo che quest'ondata di calore non la vuole finire proprio, quindi sono tante le città che stanno con allerta di caldo. Ad esempio c'è un'allerta gialla a Messina, c'è a Palermo, a Perugia c'è sia oggi che domani, a Pescara c'è gialla sia oggi che domani, quindi a Rieti oggi c'è allerta rossa, bollino rosso, domani giallo. A Roma oggi è giallo, domani è verde, quindi normale. Torino oggi e domani normale. Queste sono le zone più a rischio in effetti. In effetti Rieti è oggi bollino rosso, Perugia sia oggi che domani, poi Latina, arancione e giallo, Frosinone arancione e rosso, sempre oggi e domani, quindi sarebbe, poi Firenze rosso e giallo domani, Campobasso arancione oggi e rosso domani, Bolzano giallo oggi e verde domani è normale, Ancona giallo e giallo, quindi queste sono le previsioni delle allerte, cioè va per grado, verde è normale, giallo è il livello 1, arancione è il livello 2, il livello 3 è quello più forte ed è quello rosso. E queste sono le previsioni per diciamo per i bollini che rappresentano la pericolosità della situazione. Quindi il livello 3 è quello più pericoloso, quindi bevete molto, quindi tutte queste cose qua, mangiate leggero come sempre abbiamo detto, e cercate di evitare gli orari centrali della giornata, che sarebbero dalle 11 di mattina fino alle 6 del pomeriggio. Non rimanete i bambini in auto mentre fate la spesa, come sempre, come vi ho detto. Quindi pure gli animali non li mettete in auto per andare a fare la spesa, quindi evitate tutte queste cose che poi possono portare a conseguenze gravi, quindi evitiamo questa cosa. Ragazzi, un saluto, buon appetito a tutti, buon pomeriggio a tutti e ci sentiamo alla prossima. Quindi si conferma questa ondata di calore, purtroppo si sapeva, purtroppo meno male a Salerno e Napoli non c'è questa allerta, quindi ci siamo già salvati. Ragazzi, in caso di aggiornamenti io come sempre lo farò. Arrivederci e grazie sempre a tutti.